Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla Biblioteca dello Sport Nerio Marabini. Vi chiedo solo una cortesia, se potete tenere i telefoni in modalità silenziosa. Andremo anche in diretta su Facebook e su YouTube, quindi una serata importante, una serata particolare per la presentazione del libro "Il cuore oltre l'ostacolo", scritto da Federico Biffignandi per Bolis Edizioni, ed è un libro particolare perché attraverso l'intervista a 20 atleti paralimpici raccontiamo, o meglio racconta Federico, questo spaccato di sport, di atleti particolari, non solo di campioni affermati, ma anche di atleti che non hanno vinto medaglie olimpiche o medaglie mondiali, ma che raccontano la loro storia, la loro resurrezione anche dopo eventi drammatici, e attraverso lo sport sono riusciti ad affrancarsi con la vita e a dare anche una grande dimostrazione di forza, di coraggio, di abnegazione a tutti noi. Il personaggio chiave di questo libro e chiave di questa serata è un personaggio che molti di voi conoscono già perfettamente, ed è Oney Tapia. Benvenuto Oney a questa serata. Un personaggio che ha compiuto pochi giorni fa i 50 anni di vita, i suoi primi 50 anni. Guardate che fisico porta appresso col suo mezzo secolo di vita, e alla vigilia, diciamo a 2 anni dal compimento del mezzo secolo di vita, questo signore è stato capace di vincere finalmente, come dirà anche lui, la medaglia d'oro alle Paralimpiadi nel lancio del disco. Lui ha conosciuto l'atletica relativamente tardi, quando già era non vedente, e attraverso l'atletica, sempre con la maglia azzurra, perché quando è arrivato in Italia è diventato pressoché subito cittadino italiano, è riuscito a regalare all'Italia tantissime medaglie, prima ai campionati europei, poi ai campionati mondiali e infine appunto alle Olimpiadi. Ci accompagnerà un po' in questa serata per raccontare di sé e anche del mondo paralimpico, che magari qualcuno di voi già conosce, ma che comunque è sempre un mondo particolare, che non si ha la facilità di conoscere nei dettagli, se non attraverso magari le grandi manifestazioni che di questi tempi la RAI tra l'altro ha mostrato a tutti noi, non ultima le Paralimpiadi di Milano Cortina, che sono state le Paralimpiadi invernali che hanno regalato più medaglie nella storia dello sport italiano. È stata un'edizione veramente straordinaria. Tra l'altro io ringrazio per la sua presenza Claudio Arrigoni, il giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha commentato per la RAI le varie giornate di gara, che ci hanno veramente regalato tante soddisfazioni. A questo riguardo, a proposito di ospiti in sala, ringrazio per la loro presenza, a parte voi tutti naturalmente, Vera Carrara, bicampionessa mondiale di ciclismo su pista, un'amica nostra, amica della biblioteca, che ho sempre spesso il piacere di avere ai nostri incontri, e Marino Magrin, grande calciatore, non solo dell'Atalanta, ma poi anche della Juventus, del Verona, insomma tanti anni in Serie A, amico di Oney, che non ha voluto mancare all'evento di questa sera. E poi Alessandro Vanotti, ex ciclista professionista, a proposito di libri, è stato protagonista, sempre grazie a Federico Beffignandi, di un libro, praticamente andato a ruba nell'ambiente ciclistico, perché son state tante presentazioni, è stato molto apprezzato, molto venduto, che racconta della sua carriera di gregario di lusso di grandi campioni del ciclismo italiano. Veniamo quindi subito a questo incontro. Do un attimo la parola prima a Federico, che ci racconta com'è nato Il cuore oltre l'ostacolo. Rinascere con lo sport è il sottotitolo, e come mai si è scelta questa forma delle interviste a questi 20 personaggi rispetto al canonico canovaccio dei libri di sport. Grazie Paolo, grazie Oney per questa presenza desiderata e ottenuta. Grazie a voi per essere qui e grazie a Paolo Martini per aver aperto questo luogo magico e per riuscire anche a dare
spunti letterari, molto importanti. Dico questo perché, ovviamente lui non poteva dirlo, ma lo dico io, essendo un po' si può dire, il coordinatore della linea dei libri di sport di Bolis Edizione, e ringrazio Cesare Longhi, editore, che ci dà l'opportunità di mettere nero su bianco alcuni sogni che sono i libri. Ho detto questo perché il Cuore oltre l'ostacolo nasce da uno spunto di Paolo che mi ha dato poche settimane dopo l'uscita del libro Gregario di Alessandro Vanotti, parlandomi di questa idea che aveva un po' in mente di raccontare lo sport paralimpico in modo, un po' diverso dal solito. Abbiamo trovato ha trovato, mi ha suggerito questa idea dell'intervista che, devo dire la verità, d'impatto sia il tema che la modalità non mi hanno conquistato, però dico per fortuna, mi piace molto, mettermi nella scia di chi ne sa, soprattutto quando si parla di materie specifiche come il giornalismo, la scrittura, e quindi non potevo scegliere un'altra strada. Se Paolo aveva tracciato quel sentiero, mi son detto: è giusto seguirlo", e ho fatto bene. Perché Il cuore oltre l'ostacolo è una raccolta di interviste, come quelle che leggiamo quotidianamente, per fortuna sempre più spesso sui quotidiani che hanno un po', ritrovato questa modalità, ed è una modalità che, permette al lettore di, scorrere le pagine senza la necessità di seguire un filo logico, senza la necessità di, impegnarsi a entrare dentro ad una trama, che magari il giorno dopo non si ritrova più. È un modo per, soprattutto entrare nell'intimità di chi viene intervistato, quindi dei protagonisti che in questo libro sono 20. L'intervista è quella modalità che consente davvero di far parlare i protagonisti di qualcosa, e in questo caso sono, gli atleti paralimpici. Dicevo, che ho approcciato questo lavoro in modo un po' scettico, e solo in questi giorni in cui mi voleva dire questo libro, mi sono reso conto che la bellezza, mi permetto di dire, la particolarità più che altro di questo libro è che a parlare di sport paralimpico, di disabilità, di quanto sia, prezioso da un lato e difficile dall'altro vivere con una disabilità in Italia oggi, e la particolarità è che a parlarne sono proprio gli atleti e non qualcuno che la disabilità non la vive, perché io sono un normodotato. Ed è qui che si innesta la scintilla, di un libro diverso, cioè non si cade mai in banalità, in stereotipi, in frasi fatte, peggio nel pietismo che magari qualche volta coglie chi racconta la disabilità, ma tutto è nelle mani di chi la disabilità la vive davvero, di chi lo sport paralimpico ai massimi livelli lo vive davvero. Allora leggerlo è davvero qualcosa di diverso, perché magari gli atleti paralimpici li conosciamo nelle interviste subito dopo le gare che, insomma, c'è tanta emotività e poca lucidità, diciamo così, mentre in un'intervista così a cuore aperto, molto leggera, in una telefonata, in una videochiamata, in un incontro, quindi in qualcosa di molto informale, esce la vera essenza di una persona disabile, di un atleta paralimpico che ha vinto medaglie d'oro o che comunque ha partecipato a gare di massimo livello. Quindi il cuore oltre l'ostacolo è questo, e forse noi stessi nel prepararlo e nello scriverlo abbiamo gettato il nostro cuore un po' oltre l'ostacolo, trovando questa formula diversa, anche un po' cinica, diciamolo, perché in un tempo in cui si legge sempre meno, in cui c'è sempre meno tempo per leggere, questo è un libro molto agile che va sfogliato, assaporato con anche una certa rapidità. Grazie a Federico per questa disamina molto esaustiva e sintetica di cosa c'è stato dietro questo libro, che appunto racconta, queste 20 storie che hanno ovviamente un minimo, comun denominatore, ma poi ognuna ha le sue specificità, perché all'interno ci sono ovviamente atleti che hanno conosciuto la disabilità sin dalla nascita, altri che l'hanno subita cammin facendo, qualcuno l'ha subita, come nel caso di Oni, ma anche di altri,
già avendo una base sportiva, prima della disabilità, altri l'hanno conosciuta invece, senza aver fatto mai sport. Prima lo sport è diventato veramente il veicolo per un riscatto personale, per una reazione a quello che era successo. E, tra questi personaggi ci sono poi personaggi appartenenti a varie discipline sportive. Oni rappresenta l'atletica, ma voi pensate che prima, di fare atletica, quindi lui l'atletica l'ha conosciuta solo da non vedente, ha fatto baseball, ha fatto rugby, che attraverso il rugby lui appunto, ha conosciuto alcune realtà italiane, attraverso il baseball, ovviamente baseball sport nazionale a Cuba, è venuto in Italia e ha trovato subito, spazio in una squadra italiana, in Serie A, e quindi ecco, lui rappresenta uno spaccato di un atleta anche, chiamiamo multitasking e, una volta arrivato in Italia, una volta conquistata la medaglia olimpica, ha poi partecipato a una trasmissione televisiva molto seguita, Ballando con le stelle, dove addirittura ha vinto dimostrando doti da ballerino straordinarie, vero Oney? Allora, innanzitutto grazie a Paolo, l'amico qua, Alex che è qua, Marino, mio amico Matteo, insomma, vi ringrazio a tutti voi ragazzi per essere qui presenti perché queste giornate sono importanti perché siete anche voi che date, diciamo, amplificate questo momento di condivisione, diciamo, questa presentazione del libro che sta facendo lui e quindi date un po' di valore a questa serata. E veramente senza la presenza di tutti voi che siete qui, certe cose non possiamo realizzarle. E posso dire, ballando con le stelle, se dobbiamo incominciare di questo. Ballando con le stelle non è stato, diciamo, un programma per, siamo un invito per far vedere le qualità di ballarino. È stata una prova in più per capire in quel tipo di scenario cosa io potevo tirare fuori. Perché mi ricordai di quel giorno che avevo vinto la medaglia d'argento a Rio de Janeiro, che mi sono messo a cantare in televisione. E l'America Luci, Paolo Velli avevano visto questo tipo lì che era un po' fuori dai controlli della televisione, hanno detto chiamiamo questo qua che mi sembra un po'... non è normale questo. Infatti andai proprio così, quando sono andato a Roma, Paolo Velli mi ha detto ma tu non sei normale, io gli ho detto lo hai capito adesso, no? E lì ho cominciato questo percorso, mi ha detto guarda che questo percorso è parecchio impegnativo. All'inizio avevo paura perché non sapevo come fosse, però quando trovai la ragazza, Vera Kinnanen, che abbiamo parlato, ho detto guarda dobbiamo avere fiducia uno all'altro e dobbiamo fare squadra. Qui è venuta fuori la parte sportiva e io ho vissuto quel programma come se facesse una gara, era una gara con me e tra di me e di migliorarmi ogni giorno perché c'erano delle situazioni che non mi erano mai successe, mai capitate, e dovevo affrontare. Quindi è ballo, toccare, sentire ballo, trasmetterlo a livello mentale. Voi non vi potete immaginare, però vi invito a fare una prova. Cercate un attimino, chiudere gli occhi e magari a immaginare se vi alzate dalla sedia, dovete andare in cucina o magari vi dovete anche alzare, andare in camera e sistemare il letto. Così capite quanto consumo di energia ce n'è. E a volte queste cose nessuno si ferma a vedere queste cose. È consumo di energia mentale che è pazzesco. E la stanchezza nostra, nel nostro caso la mia, era più mentale che fisica. E così è con tutte le cose
che noi ciechi facciamo. E quindi e vincere questo talent show vuol dire che ha premiato questo mio grandissimo, enorme lavoro mentale, che vuol dire ancora un'altra volta l'ho messo in discussione e alla fine mi ha premiato. Volevo dirti con questo, provatevi, cercate di provare a occhi chiusi e produrre un evento così. Immaginatevi che dovete uscire di casa e dovete andare, non lo so, al lavoro, fate praticamente un percorso, andate e ritorno e provate la sensazione. Questo si prova. Il più o meno è quello, ripeto, che io faccio tutti i giorni, anche durante l'allenamento, quando mi alleno tecnicamente. Questo devo fare un lavoro mentale di tutto il gesto che faccio dalle braccia fino alla luce dei piedi, quindi un lavoro parecchio stancante. Infatti a volte quando arrivo a casa la prima cosa che faccio è buttarmi sul divano, perché non è per niente facile. Però di questo bisogna fare un'abitudine che ci premia soltanto a noi stessi e ci fa diventare meglio di quello che siamo. Provateci, che io vi sponsorizzo. Ecco Oney, ma è stato più difficile ballare con Vera Kinnunen o imparare a lanciare il disco? Allora, chiedo un aiuto del pubblico. Secondo voi, la prima o la seconda? Mi diceva che i grandissimi ballarini erano capaci anche di lanciare il disco. E allora all'inizio pensavo che fosse, dice, ma va, i ballarini col disco. Però invece è vero. Buttiamo quell'agilità di ballo all'interno di quello che è la rotazione del disco e praticamente ce l'abbiamo fatta. Non è proprio semplice così, perché poi il disco è una delle discipline, diciamo, oltre alla ginnastica artistica, eccetera, e al nuoto, e al, come si chiama, no al nuoto, come si chiama? No, 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 il basket non è così tecnico. Diciamo, il salto con l'asta, il tuffo salto con l'asta, e il disco è in mezzo a questi qui. Non è per niente facile, però per trovare l'armonia, per lanciare, eccetera, diciamo che siamo lì. Però sì, io devo dire la mia è molto più difficile lanciare il disco che ballare. Ecco, tu hai detto appunto che 50 e 50, però con Vera Kinnunen ti dovevi anche, come dire, confrontare con un'altra persona, mentre nel lancio del disco sei tu solo con te stesso e con un disco. Appunto, a maggior ragione, quando ho l'aiuto di un'altra persona, qui il gioco si fa molto ancora più facile. Però quando sono io, con il mio corpo, con la mia mente, anche se l'allenatore mi sta guidando, per imparare sono sempre io. Quindi sono io che devo memorizzare tutto quel gesto tecnico, devo mettere a fuoco tutta questa struttura per fare sì che un lancio sia performante. E è questo, perché poi l'altra persona, se una coppia, no? Se fa squadra, e tutti in due fanno una performance. Per questo caso, quando lavoriamo noi da soli, abbiamo il 100%, anzi, la responsabilità è tutta nostra.
Come mai hai deciso, quando sei appunto diventato non vedente, di iniziare con l'atletica il tuo percorso sportivo nella tua seconda vita? Allora, con l'atletica è stato un successo casuale, perché, eravamo qui a col gruppo Omero Bergamo, che è un gruppo, siamo uno dei gruppi, del gruppo sportivo di paralimpici, no, dei cechi, che è molto rinominato, e siamo partiti per Siracusa a fare questo CDS. Eravamo, 2 ciechi, un ipovedente. Sembrava una barzelletta, però è proprio così. E e poi quando siamo arrivati là a Siracusa, avevamo si sono messi a giocare, l'avevamo preso un po' in cacciara così: "Dai tu prendi il disco, io il peso e io il lotto", sembrava una cosa così, no, e invece in quel gioco, ho preso il disco, l'ho lanciato e ho fatto il record italiano. E la stessa cosa mi sono avvicinato al getto del peso, no? Poi, abbiamo trovato, Guido Sgherzi, che è lì a Brembate, infatti si allenavano tutti i ragazzi lì, e con Guido abbiamo cominciato ad intrapreso questo percorso di amore e odio con questo attrezzo qua, che quando usciva dalla gabbia erano guai per chiunque, però quando non usciva i guai erano per me. Quindi, e qui si è restaurato proprio questo rapporto che, giocavamo a vedere chi 2 resisteva di più. La maggior delle volte vincevamo tutti e 2, perché quando c'erano i risultati, diciamo la gioia era immensa. E così è che fino a oggi è che da quel giorno di, diciamo, di gioco e scherzo, di prova, è arrivato un record italiano, e oggi, da quel gioco è arrivato una medaglia d'oro olimpica. Che emozione hai provato, prima a Rio de Janeiro quando hai conquistato la medaglia d'argento e poi a Parigi quando addirittura hai vinto il massimo che può vincere un atleta? Allora, differenzia, diciamo che è stato un percorso pieno di emozioni diverse. Parigi e anche delle situazioni, perché ogni gara poi era una gara a sé, poi le circostanze cambiavano, i momenti cambiavano, insomma. Diciamo che, da arrivo a oggi, ho imparato un sacco di cose, che tutte le sconfitte mi hanno, aiutato a sollevarmi. Infatti, per arrivare a questo oro sono successe un sacco di cose che io penso che sono stati necessarie e imprescindibili per fare sì che questo risultato arrivasse. Perché come ben sapete, i tanti di voi qua che hanno fatto sport e non solo, sapete che, a volte fatichiamo enormemente, i risultati non arrivano, perché vuol dire che manca qualcosa. Poi arrivano quelle situazioni lì che ci fanno stare ancora male, peggio di prima, e da un momento all'altro, tac, arrivano quando meno noi ce lo aspettiamo. Però tu, diciamo, subconsciamente, sappiamo quanto abbiamo lavorato per questo risultato, quanto abbiamo faticato per questo risultato, e se loro non è arrivato nel 2016 è perché non c'era il momento. Se non è arrivato nel 2021 è perché non era il momento. Invece è arrivato quando, realmente doveva arrivare e non quando lo volevo io. Ecco Federico, ovviamente, Oney è uno dei 20 protagonisti di questo libro e tu stesso mi hai detto che intervistarlo, chiacchierare con lui senza nulla togliere agli altri è stato
anche per te è una bellissima esperienza perché ti sei confrontato e lo state sentendo tutti anche questa sera, molti di voi l'hanno anche già sentito in altre circostanze, è un personaggio, che trasmette non solo simpatia ed empatia, ma, anche un sacco di messaggi. Ecco, racconta un po' innanzitutto il caso specifico con Honey, ma poi anche quello con gli altri protagonisti di questo libro, che cosa hai tratto da questa esperienza? Per inquadrare un po', diciamo, tecnicamente il libro, prima di ogni intervista che è sotto forma di botta e risposta, abbiamo dedicato una piccolissima biografia, giusto per capire il palmarès di ogni atleta, e poi mi sono permesso di scrivere 3 o 4 righe nelle quali ho un po' fotografato, gli atleti intervistati per quel pochissimo che ho avuto modo di conoscerli, e quindi in ognuno ho cercato di, fermare con le parole quello che avevo percepito per permettere a chi, si apprestava a sarebbe apprestato a leggere l'intervista di un po' immedesimarsi nel personaggio. Di Oney Tapia ho scritto: "È alto 1,90 m e pesa 100 chili, ma Oney Tapia è totalmente spirito, anima, essenza. Il suo peso interiore è di gran lunga più prezioso e impattante di quello fisico". È stata un'intervista, bellissima, tra l'altro la prima che ho fatto per aprire questa carrellata. È stato un viaggio quasi più spirituale che sportivo o umano, perché, in ogni tratto, in ogni risposta, ehm, in ogni ritratto di una parte della sua vita c'era sempre una parte spirituale, una parte di anima che prevaricava qualunque altra sensazione più fisica. Si parla di sport, si parla anche di disabilità, quindi si parla di qualcosa di molto concreto, pratico, eppure riusciva sempre, a trovare l'aspetto più emozionale, più profondo. È stato per lui particolarmente bello, particolarmente profondo, ma lo è stato anche con gli altri, 19 atleti, perché ognuno, è riuscito proprio, a mio modo di vedere, a tirar fuori l'essenza di se stesso, quindi a mollare ogni briglia di tecnicismi piuttosto che di aspetti più sportivi, e di, donarmi proprio una parte di sé. Mi son rimasti in mente la follia buona di Jaco Plebani, che ho dovuto quasi un po' indirizzarla io nel farle le domande, nel cercare di dirle chi era, nel senso di dirle che è una campionessa, quale condizione di disabilità avesse, perché lei era totalmente, ovviamente consapevole, ma nel rispondere era quasi sopra le parti, ed è stato quasi difficile tenerla in carreggiata e cercare di capire cosa volesse dire. Mi è rimasta in mente il pragmatismo di Elisabetta Mino, una cosa veramente spiazzante, perché è una chirurga, lavora davvero come chirurga in sala operatoria, in ospedale, quindi fa un lavoro straordinariamente difficile, tira con l'arco in maniera straordinaria, e queste 2 discipline così difficili, così diverse eppure molto simili, le mette in ogni parola, in ogni ragionamento, e son rimasto davvero colpito dalla freddezza, dalla lucidità e dalla, straordinaria ragionevolezza con cui affrontava ogni argomento, anche in maniera totalmente sorprendente, perché abbiamo parlato di donne, di uomini, di parità, di diritti, e mi ha dato delle risposte che davvero vi invito a leggere, perché sono spiazzanti. Mi è rimasto in mente l'entusiasmo e l'esuberanza di Mirko Testa, handbike, che tra l'altro sta stravincendo in Thailandia in questi giorni. Mi è rimasta in mente la consapevolezza di Martina Caironi, che ha abbandonato l'attività agonistica, ma è già andata oltre. Insomma, è stato un bel viaggio. E poi, visto che è un po' il personaggio del momento, è stata molto bella, molto formativa anche l'intervista con Giacomo Bertagnolli, plurimedagliato a Milano Cortina. S Era estate, ma sembrava che fosse già in gara, sembrava che fosse già a marzo sulle piste di Cortina, perché non vedeva l'ora che arrivasse, non vedeva l'ora di mettersi in pista,
e non vedeva l'ora di vincere. Non me l'ha detto, ma lo si percepiva, aveva proprio l'argento vivo addosso, e ce l'ha ancora adesso, nelle interviste che magari avrete visto, oltre ad avere tanto oro addosso, perché ha vinto parecchio. Ecco, a proposito, di Bertagnolli, quindi di Paralimpiadi, la cosa e qui ci ricolleghiamo al discorso che vi ha fatto Oney prima, insomma, di provate a immedesimarvi, in un non vedente, quindi a chiudere gli occhi. Immaginate cosa voglia dire per uno sciatore non vedente fare una gara di slalom, una gara di gigante addirittura. Lo slalom probabilmente è anche più difficile con una guida davanti a te, che, ti detta i ritmi del passaggio, e quindi qui entrano in gioco delle qualità sensoriali che devono supplire al senso mancante, che in questo caso è la vista, e devono essere, veramente spiccate, veramente, superiori alla media, di un atleta normodotato, perché, c'è un paletto da superare e da portare a termine la gara. Abbiamo visto tra l'altro una sciatrice austriaca che ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato, ipovedente, sembrava veramente che sciasse come una persona normale. E a questo punto lo stesso Oney, quando se voi lo vedete in pedana nel lancio del disco, se non sapete che è un atleta non vedente, non vi rendete conto che è un atleta non vedente, perché ha uno stile straordinario e poi lancia il disco come molte persone che fanno i lanciatori non riescono a lanciare, non solo a livello di tecnica, ma anche a livello di misura. Come hai fatto Oney, a parte la bravura di Guido Sgherzi, che è un allenatore da decenni specializzato nei lanci, come hai fatto ad apprendere la tecnica senza poterla vedere? Allora, diciamo che una cosa che mi ha aiutato a imparare veloce questo è stato il fatto che ne ho praticato parecchi sport quando ero ragazzo, ok, ne ho fatto parecchi. E quindi questo andava un po' a arricchire un po' il bagaglio motorio. Poi quando abbiamo incominciato diciamo, la tecnica, lui me la spiegava, poi io facevo un po' un training autogeno, al che visualizzavo diciamo, parte per parte, dalle braccia, diciamo, delle torsioni, l'anca, il ginocchio, il piede sinistro, destro, tutte queste cose le visualizzavo. Sì, era un altro allenamento oltre quello che avevamo fatto già durante il mattino, che questo era un ulteriore allenamento. Arrivavo a casa e ripartiva ancora il terzo allenamento, però solo mentale. E quindi il giorno successivo prendevamo ancora l'allenamento, già lì notavo che c'era un cambiamento, avevo già migliorato parecchio. E quindi ho preso questa strada e quella che mi ha portato a perfezionarmi ogni giorno. E poi è stata proprio quella che ho usato nel programma anche Ballando con le Stelle. Diciamo che quello che a volte ci serve per lavorare, a volte ci serve anche per sopravvivere. E questo bisogna praticamente, come ben si dice qua a Bergamo, no? Impara l'altro e mettila da parte, no? È proprio questo. Che tutto quello che ho fatto precedentemente poi mi ha servito per incominciare un percorso nuovo. E com'è possibile, comprendere in allenamento e in gara se un lancio è stato sbagliato oppure no, se il lancio non ti ha soddisfatto oppure no? Lo comprendi o hai bisogno che qualcuno ti dica che è andato così? Allora, ci sono dei modi in cui si capisce quando il lancio non va male. Prima cosa è il palo della porta. È il palo della porta che suona come una campana e non è quella del paese, è il palo proprio. Poi la seconda è il disco, torna indietro, occhio con la testa.
Poi l'altra quando magari si sbaglia e ti rendi conto del braccio che il disco esce un po' sfarfallato. E poi l'altra può essere diciamo un gesto sbagliato, un gesto tecnico sbagliato che a volte puoi anche volare giù per terra. Successo parecchie volte, sì. C'è anche questo. Quindi ce ne sono delle situazioni, poi in giro ci sono dei video dei lanciatori quando sbagliano, dicono di quelle cose. Io vi invito a voi a cercare questo, un video che dura 3 minuti, li sentite tutti i colori. Se volete ridere e anche sentirlo senza nessun tipo di problema, perché dicono le parolacce, perché poi è la rabbia, no? Che il disco non esce, va nella gabbia, tutte le parti, però non esce. E quindi ci sono del feedback, no? Nella mano, e ti dicono la sensazione che ti dicono quando un disco esce male o che quando il disco esce bene. Allora, una persona che ci vede il disco, mi può dire wow, io lo sento nella mano e cerco a contare, no? Quando il disco esce dalla mano io sento 3, 4, 5, 6, 7, a volte lo sento, a volte no, perché diciamo, ci c'è un po' di gente, c'è casino, non lo sento. Però a volte quando io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, sento là, Renato, è arrivato! Dice, il disco è andato lontano. A volte, a volte sento uno, tum. No, no, questo non è andato lontano. E si creano diciamo, dei sistemi che lanciando soltanto potresti capire come potrebbe essere l'andamento di ogni lancio. Qual è stato il momento più difficile della tua carriera? Un momento in cui ti sei sentito, tra virgolette, "solo" o comunque, ehm, in balia di te stesso, insomma. Ci sono stati momenti belli, ma anche, immagino, momenti un po' particolari. Paolo, mi stai provocando. Non, se avete un giornalista, un amico giornalista, non lo date retta. Allora, bravo. No, qui ci sono due amici miei giornalisti, quindi eh, hai toccato un tema che questo tema è che mi ha fatto ancora molto più male. Infatti, questo è stato un momento che ho detto mollo o non mollo. Io no, non mollo. Allora, vi spiego subito. Sapete voi che cosa è Whereabout? Allora, Ale lo conosce sicuro, però tanti di voi no. Il Whereabout è un... Ok, bravo. Whereabout è un documento che noi atleti dobbiamo firmare, dobbiamo essere reperibili per le questioni del doping. Ci siete? Ok. Allora, noi non vedente siamo in quella lista lì. Nessuno ci ha fatto vedere come si compilano questi documenti. Da un giorno all'altro è cambiato dal cartaceo al digitale e nessuno ci ha spiegato niente. E dovevamo compilarlo noi. Io che non vedo devo delegare un'altra persona a compilarmi questo Guerabao. Questa persona ha sbagliato e si sono andato in mezzo alle grane io. Parlo 2023-2024. Tanti penso che l'avete visto perché adesso è andato dappertutto il giornale, qualificato per il doping, non reperibile, un sacco di cose. Allora, a me hanno fatto un danno fortissimo, perché vuol dire che, perché poi chiamavo le persone della federazione e le chiedevo se qualcuno gentilmente poteva compilare questo e nessuno se voleva prendere la responsabilità. Per la batosta l'ho presa io. Guardate questo. Poi nessun altro voleva anche affrontare questa cosa. Io ho fatto un sacco di lettere alla VAR e nessuno ha guardato. Un anno di squalifica, più 3.000 euro. Lo sapete perché? Perché praticamente l'ho detto un sacco di cose al procuratore. Eh sì. Poi ho scritto un sacco di gente e nessuno mi ha guardato. Praticamente una battaglia che ho dovuto affrontare da solo. Poi
a gennaio del 2024, gennaio, che poi non potevo allenarmi da nessuna parte. Un amico mio lì, che adesso non c'è più, Gianluigi Verga, di Terno d'Isola, quello che seguiva il campo dell'Aurora a Terno d'Isola, mi ha detto: "Oney, vieni qui a un campo e allenati qui, che qui nessuno ti vede". Io sono entrato in depressione, avevo una pancia enorme. Di questo signore, e in quel campo lì dentro delle patate, io lanciavo il disco e facevo le mie cose lì. Qui nessuno mi ha disturbato. 2024, gennaio, scadeva l'anno della squalifica. Mi hanno chiesto: se vuoi qualificarti, devi fare il mondiale di Kobe. Sembra una barzelletta, che tanti non contavano, però qualcuno doveva fare la bella figura e li invitiamo, se non va bueno, è colpa sua. Invece io ho dovuto fare una bellissima cosa, ho dovuto dire ai miei figli: devo partire per la guerra. Ha detto: papà, sì, devo partire per la guerra. Ho fatto per Viterbo, sto lì un anno dentro il carcere di Viterbo e devo sistemare queste cose. Ho fatto lì 3 mesi a testa bassa, perché poi mi hanno trovato l'allenatore là a Viterbo, a testa bassa, 3 mesi, ero con il coltello ai denti, gli occhi pieni di sangue. Poi c'era la mia fidanzata, la Chiara De Renzi, che è qua, che è stato un angelo, perché se non era per lei io in quel carcere lì morivo. Perché c'erano dentro il carcere, erano 50 gradi, e con una umidità immensa. Praticamente sembrava un pregiudicato. No, no, era... Perché sei nella polizia Ok, penitenziaria. bravo. Mi hanno dato l'alloggio al carcere penitenziario, perché sono della polizia penitenziaria, le Fiamme Azzurre. Sono partito per Kobe e è prevalsa molto più la rabbia che c'era dentro. Perché ho detto: io devo tornare a casa con il risultato. Sono tornato a Kobe, che nessuno si aspettava, e mi sono preso la medaglia d'oro a Kobe. Era quella che mi ha dato il permesso per andare a Parigi, il 24. Quando sono tornato, tutti questi: "Oh, sì", io non voglio nessuno addosso. Perché ancora questa cosa mi bruciava, perché le mie figlie lo hanno sentito a scuola, che dicevano: "No, che papà è drogato". Papà non è drogato. Sapete come sono i ragazzi? Preparati per Parigi. Quando arrivo a Parigi, ero lì un po' più tranquillo. La prima gara del getto del peso l'ho bucata, perché appena entro nello stadio ho sentito il boato, mi sono tremate le gambe. Questo non vuol dire l'esperienza, ragazzi, perché possiamo avere esperienza, però ogni scenario cambia, sono emozioni diverse. Mi sono tremate le gambe, la gara del peso è andata. 2 giorni dopo il disco, sapevo che non potevo bucarla. Diciamo, come ho fatto anche, mi sono preparato come mental coach nel frattempo. A volte lo che succede conviene. In tempo di pace bisogna prepararsi per il tempo di guerra. È mio questo. E lì ho cominciato anche a studiare, mi sono fatto un mental coach, e questo mi ha servito per quel momento lì. Mi sono preparato personalmente. Quella gara del disco è mia, perché la devo portare a casa. Perché era l'unico modo che potevo parlare con la medaglia in mano, per poter riprendermi la rivincita. Ci sono anche amici, sai, che mi hanno preparato per una canzone che alla fine non è uscita perché era troppo forte. È arrivato il momento del disco, la gara del disco, era anche contro di me quel giorno lì, perché pioveva anche. Uno non vedente, con quella pedana lì che scivolava, un po' fatica a stare in piedi. Ho detto, come si dice anche a Bergamo, o la va la spacca, no? E quel giorno lì sono riuscito a portare il risultato a casa. Poi quando ero davanti a Elisabetta Caporale, c'era qualcosa che mi diceva: dillo, dillo, dillo. Però alla fine non valeva la pena, perché nessuna di quella gente lì, alla fine, voleva proprio che io facessi quello sfogo. L'ho fatto per le mie figlie, perché hanno sofferto e hanno visto come sono ripresa la mia vincita. Poi mi hanno chiamato quelli dell'antidoping, perché avevo fatto anche causa, e hanno detto che grazie a quelle tutte le lettere che avevo inviato,
loro hanno preso un provvedimento per cambiare il sistema, però già prima che mi avevano bastonato. Dopo di cui io ho detto, è un momento per dire smetto o continuo. Ho detto, no, devo ancora dare fastidio a questa gente. Io ci sono, ci sarò fino a quando avrò forza e energia. Io ci sono. La domanda Oney non te l'avevo fatta a caso e non voleva essere ovviamente una cattiveria per farti, come dire, riandare quei giorni molto difficili, ma per farti dire realmente quello che tu hai provato affinché la gente lo possa comprendere e ricollegandomi anche alla risposta che avevi dato in una delle domande precedenti, quando hai proprio parlato di momento per vincere la medaglia d'oro. Il momento per vincere la medaglia d'oro è nato anche da quell'episodio che ti ha veramente segnato e che ti ha dato però l'occasione per trovare delle forze e delle energie che probabilmente non saresti riuscito a trovare perché dentro avevi una forza supplementare e il libro di Federico, non solo attraverso l'intervista a Oney, ma anche quella degli altri 19 protagonisti, tocca proprio questi aspetti. Negli altri atleti magari non c'è stato un episodio del genere che ha determinato la rabbia supplementare, l'energia supplementare per arrivare al massimo risultato, ma ci sono stati altri episodi che vengono perfettamente a galla, che sono uno spaccato bellissimo che serve a tutti noi, non solo chi fa sport, ma anche chi affronta delle difficoltà nella vita per andare a trovare delle energie, delle risorse laddove in situazioni normali non riuscirebbe ad andare a prendere. One, tu hai detto in quella circostanza non mollo e adesso appunto hai rilanciato un'altra sfida. L'aver vinto la medaglia d'oro non lo consideri un punto d'arrivo, ma lo consideri a questo punto una tappa di passaggio e vai a cercare nuovi stimoli, immagino, da qui a Los Angeles. Sì, diciamo che per forza devo trovare nuovi stimoli perché sembra fatta apposta, no? Appena vinto il disco lo hanno tolto delle Paralimpiadi. E quindi a maggior ragione mi hanno lasciato solo la disciplina del getto del peso che non è la mia e a maggior ragione adesso devo lavorare per poter partecipare a le Paralimpiadi di Los Angeles. Quindi a maggior ragione è più che un stimolo questo. E mi metterò in discussione, anzi già lo sto facendo. So che non sarà facile perché devo fare mia questa disciplina. E l'altra cosa che mi tiene lì è il sogno di mia figlia. Mia figlia, la più piccola, è diventata una ginnasta e quindi trovarci è il mio vero sogno. Questo adesso lo dico questo, che per me era un sogno, un segreto, e trovarmi con mia figlia a Los Angeles. Lei fa, che fa diciamo, le Olimpiadi come ginnasta e per me sarebbe l'ultima Paralimpiadi. Diciamo che anche questo è un stimolo per poter ritrovarmi con mia figlia a Los Angeles. Federico, a parte appunto anche l'emozione che possiamo provare ad ascoltare in diretta Oney, e tu lo hai sperimentato poi precedentemente raccogliendo l'intervista, ci sono appunto gli altri personaggi che hai citato prima. Quali secondo te sono stati quelli ehm, che più hanno ispirato anche il proseguio del tuo libro, nel senso che tu eri scettico all'inizio, poi mi hai detto tu stesso, intervista dopo intervista, ti sei calato veramente nella parte, ma c'è stato un personaggio, a parte Oni, che è stato il primo che ti ha fatto capire che questa formula era una formula vincente.
Dovrei dire Oney perché appunto è stato il primo e ho iniziato col botto, però lo state vedendo e quindi non aggiungerei nulla. Mi ha colpito tanto e mi ha spinto ad andare avanti Giulia Terzi, madre, nuotatrice, eh, perché ha detto qualcosa di diverso. Uno dei temi che avevamo affrontato io e Paolo prima di iniziare questa intervista era appunto di non di uscire un po' da certi schemi che abbiamo purtroppo, mi viene da dire, assimilato sulla disabilità. Addirittura si è arrivato a dire che la disabilità è una benedizione, cioè qualcuno ha detto o gli è stato fatto dire meno male che ho avuto questo incidente perché in questo modo invece Giulia Terzi parla di un grande dolore fisico che si porta ancora dentro per quello che ha dovuto passare da piccolina, per quello che deve passare ancora adesso e è riuscita con, neanche con le parole, ma con delle smorfie, con dei suoni a trasmettermi quello che ha provato e quello che ancora prova. E questo fa da contraltare invece ad un entusiasmo, ad una positività, a un'abitudine, come diceva Oney, a questa condizione che fusi fanno davvero una bomba atomica, cioè ascoltare queste persone è davvero diverso. E per quanto andando avanti con le interviste, qualche volta mi sembrava di far sempre le stesse domande, di ricevere sempre le stesse risposte, di essere un po' in un vicolo cieco che mi diceva questa cosa l'ho già sentita e scrivo, cosa lascio a chi legge. In realtà poi rileggendo gli appunti, rileggendo le risposte, riformulando un po' nella mia testa anche le domande, sono usciti dei ritratti totalmente diversi l'uno dall'altro e quindi ognuno a suo modo, chi in diretta, chi nel rielaborare le interviste è riuscito a lasciare qualcosa e a dirmi ok, questa storia va raccontata, questo episodio potrebbe essere utile a qualcuno che si trova in questa situazione. E quindi trovare un personaggio, adesso mi è venuto in mente Giulia Terzi per questo questa sua maternità che mi ha lasciato colpito, perché magari da ignoranti viene da dire come fanno a diventare madri persone sulla sedia a rotelle. Per me è stato illuminante ascoltarle, capire con quanta naturalezza e con quanta però allo stesso tempo difficoltà avesse affrontato questa tappa. E c'è comunque un filo conduttore, come dicevi tu Paolo, che è sempre uguale per tutti, è il riuscire ad abituarsi a questa condizione, è la totale assenza di lamentele. Questo mi è piaciuto scriverlo nella postfazione perché nessuno ha alzato mai di un grado la voce piuttosto che il termine per lamentare quello che gli è successo, per lamentare condizioni quotidiane in cui vivono che non sono all'altezza di persone disabili, è tutto in funzione di un c'è questo problema, come faccio a risolverlo? E allora la cosa che mi viene da lasciare a chi si appresta a questo libro, a leggere questo libro, è di non approcciarsi pensando di trovare dentro la ricetta per vivere in modo sano. Non c'è nessuno che mi ha detto mi sento un esempio perché o mi sento portavoce di. Quindi non c'è la ricetta della felicità, diciamo. C'è però questo click mentale che secondo me è fondamentale. Di fronte a un problema, non affossarsi nel problema, ma cercare subito la soluzione. Ed è stato, lo ammetto, terapeutico anche per me, che sono totalmente l'opposto. È difficilissimo metterlo in pratica, non che alla fine del libro sia una persona nuova, però risuona in mente ogni volta, anche adesso, avendolo scritto, dire c'è un problema, cosa posso fare per risolverlo. Questo è secondo me, è il cuore oltre l'ostacolo di questo libro. A proposito di comune denominatore, nelle 20 interviste tu hai tenuto una domanda comune a tutti, che è una domanda assolutamente non banale e molto profonda, pur essendo la domanda forse più breve a livello di metrica, è: "Ma tu credi in Dio?" Ehm, una domanda che presupporrebbe una risposta chilometrica, però
in ciascuno dei 20 personaggi ci sono 20 modi, 20 risposte effettivamente diverse. È stato difficile scegliere questa domanda perché è una domanda totalmente intima, forse è la domanda più intima che si possa fare. Ehm, Ho provato a porla piano piano all'inizio con un po' di timore, un po' di discrezione, però man mano che ricevevo le risposte mi confermava che era la strada giusta, ma proprio perché, per quello che dicevo prima, cioè di provare a uscire un po' dallo schema per cui disabilità uguale meno male che c'è stata, perché adesso ho una vita migliore, adesso vedo tutto con occhi diversi, adesso ho vinto la medaglia paralimpica. Tu credi in Dio? È una domanda che ho posto a alcuni in maniera appunto molto circospetta, ad alcuni un po' a tradimento, nel senso che tra una domanda sulla medaglia d'oro e una domanda sulle prossime gare l'ho infilata lì, però è stato, diciamo, uso questo termine, divertente trovare nella chiacchierata il momento giusto per porla. Ed è stato bello, e mi ha confermato che era giusto porla perché eh, Mh, finita la domanda c'eran sempre 3 secondi di silenzio, piuttosto che un mezzo sorriso, piuttosto che un grande sospiro. E allora lì mi confermava che stavo entrando nell'obiettivo del libro. Ed è stato molto sorprendente vedere come, non sono state risposte banali. Vien da pensare che di fronte ad un evento così tragico, come può essere la disabilità, perché così lo hanno definito, tutti abbiano ritrovato in qualcosa di sovrannaturale la forza per andare avanti, piuttosto che l'aggancio per riuscire a dare un senso alla loro vita. Non tutti hanno risposto così, anzi, hanno risposto così in pochi, almeno in maniera molto, molto diretta, e chi ha risposto in maniera più articolata ha dimostrato quasi più fede di chi ammetteva di credere in Dio, che vuol dire credere non nel Dio cattolico necessariamente, ma credere in un Dio, cioè credere in qualcuno, in qualcosa di sovrannaturale. E si sono aperti dei mondi straordinari, sia di poesia, proprio di disincanto, di affidamento totale a qualcosa, ma anche di invece totale presenza fisica e concreta su questa terra. Cioè, qualcuno mi ha detto: "No, non ci credo per niente, io credo solo in mio papà, mia mamma e mia sorella che in quel momento c'erano lì", piuttosto che: "No, ho visto troppa sofferenza per credere", piuttosto che qualcuno che mi ha detto: Giulia Terzi: "So' stata in ospedale 1 anno, tutti venivano coi santini in mano e lì mi sono allontanata". E questa è una bella lezione anche per chi in Dio ci crede. È una cosa talmente intima, talmente spontanea, talmente fuori da noi stessi, che andare a cercarla, andare a imporla o andare a proporla in maniera insistente allontana. Ed è bellissima la frase che ha detto prima Oney parlando di tutt'altro, quando ha detto, "Non sono io che sono andato a vincere, ma è la vittoria che è venuta da me". Parafraso un po' la la tua risposta, cioè il nostro compito è semplicemente farci trovare pronti a qualcosa. Poi quando succede e se succede non dipende da noi. Oney, volevo chiederti una cosa, prendendo come esempio Alex Zanardi, quando subì l'amputazione delle 2 gambe le 2 gambe per l'incidente automobilistico, al risveglio gli dissero: "Alex, purtroppo hai perso le gambe, quindi è solo la parte superiore del corpo", e la sua risposta fu appunto: "Ho ancora la parte superiore del corpo e ho soprattutto una cervello e una testa con la quale continuare a vivere". Quando tu hai subito il trauma che hai subito e che ti ha stravolto la vita, qual è stata la tua reazione? Guarda, con questa domanda preferirei che ci fosse qua davanti il medico che mi ha operato e mi riguarda, perché quando lui mi dice, ma tu sei consapevole, la prima mi diceva, tu sei consapevole, ho detto, guarda che capisco l'italiano, ho detto, ah,
Poi ha chiesto, ma chi viene con questo ragazzo? E c'erano fuori un sacco di gente. Ho detto, ma tu che sport fai? Ho detto, rapinavo le banche così. E infatti, se non so che un sacco di gente là fuori, che secondo me stanno chiedendo i soldi che hai rubato. E il medico ha detto, questo o è rincoglionito del tutto o sta perdendo memoria. Perché dopo un incidente del genere, uno che fa queste battute non è normale. E mi ha chiesto, sei consapevole? Ho detto, sì, sono consapevole. Ho detto, guarda che lo so già da quando ho avuto il trauma. E mi ha detto, ma sei sicuro? Ho detto, sì. E gli ho detto, guarda, scomuove le mani, i piedi, sono ancora vivo, poteva andare peggio, adesso posso continuare a lottare. Gli ho detto. E gli ho detto, guarda che questo che mi è successo è una benedizione, questo lo dico io. La storia è lunga, ve lo dico, è una benedizione perché ho imparato veramente a conoscere me stesso. E questo non lo dico soltanto qui, io lo dico sempre. È proprio una benedizione, ragazzi, conoscere se stessi. A volte tanti diciamo sì, ci conosciamo, però parlando proprio così in profondità, veramente, noi ci conosciamo, è questo. Ve l'avevo detto che Oney è un personaggio straordinario, non si finisce mai di imparare, di abbeverarsi alle sue parole veramente non solo di saggezza, ma anche eh, di grande coinvolgimento, insomma, emotivo. Oney, per chiudere, secondo te in Italia e nel mondo anche, visto che tu un po' di mondo l'hai girato per i tuoi impegni, c'è una maggior consapevolezza, nei confronti dello sport paralimpico? Noti che ci sono c'è più attenzione, ci sono, anche non solo da parte del pubblico, ma anche degli sponsor, piuttosto che delle televisioni, dei media, c'è più attenzione nei confronti del vostro sport? Allora, in Italia noi stiamo crescendo e questo penso che sia uguale per mh, tanti paesi del mondo che ho girato. So che a Londra mi hanno detto che se, diciamo, per i disabili c'è diciamo, c'è uno sviluppo maggiore. Non lo so, è quello che dicono, io non lo so. Io dico, qui in Italia abbiamo fatto già dei passi, diciamo, migliorati, però dobbiamo ancora continuare a lavorare. Diciamo, siamo in quel processo. Hai parlato dello sponsor e purtroppo con lo sponsor siamo un po' lì. Non tutti gli atleti del mondo paralimpici hanno dello sponsor. Tanti, i loro sponsor sono i loro genitori, il loro banco manda la carta del credito. Altri che hanno più possibilità, sponsoranno. Ad esempio un esempio. Io non ho mai avuto mai uno sponsor, perché quando avevo la possibilità mi chiedevano quanto follower hai? Le ho detto prego, e sì, perché volevano un riscontro. E quando andavano sulla mia pagina Instagram c'erano 10.000 o magari 10.000. Quindi lo sponsor te lo scordi. Questo andando per parte. Magari c'è qualcuno che ha avuto più fortuna e lo sponsor ce l'hai. E bisogna continuare a lavorare, vi dico a voi che vi state ascoltando, e la visibilità che hanno avuto, diciamo, quest'anno nelle Olimpiadi della invernale, il mondo paralimpico è stato corta in confronto a quelli del normo, perché io, io ero lì, io ero lì, nessuno può dire che non ero lì. È stata la visibilità corta e l'ho detto anche in televisione. Bisogna uguagliare queste cose qua. E la fatica che fanno i ragazzi che fanno su paralimpici è una fatica immensa. Non sono ragazzi da compatire,
sono da ammirare per la loro resilienza. Quindi se qualcuno, così te lo dico io, lo butto lì, se potete aiutare qualcuno di questi ragazzi, fatelo, perché a volte tanti di loro per fare sport fanno una fatica immensa. Qui vi faccio un nome di una persona che è qua, che lui va a fare le sue serate e quello che guadagna della serata viene praticamente all'Omero Bergamo, che è il Morotti che è qua seduto. L'ho preso di sorpresa perché lui non se lo immaginava, però io le cose le so. E le dico, e come lui ce ne sono tanti altri pochi. E vi dico, è mondo paralimpico, ragazzi, voi vedete la parte finale, però tanti per arrivare lì fanno una fatica immensa. Quindi a maggior ragione tutti questi ragazzi hanno il mio rispetto e la mia stima. Allora, ho citato appunto questa voce sponsor perché è un tasto dolente e ne approfittavo, mi ricavo una piccola parentesi personale per dirvi che domenica prossima, 29 marzo, proprio in questa biblioteca si terrà la premiazione della terza edizione del concorso letterario Nerio Marabini racconta lo sport e tra i vari premi, sin dalla prima edizione, sono previsti, è un concorso letterario per i ragazzi delle scuole under 15 e under 19, sono previsti due premi dedicati al vincitore di un tema che ha come soggetto lo sport paralimpico, quindi sia per i ragazzi under 15 per i ragazzi under 19, su iniziativa voluta espressamente dall'azienda Telmotor, che è molto vicina alle attività paralimpiche e comunque della disabilità in genere, e che mi corre l'obbligo di ringraziare questa sera perché anche quest'anno aderiranno al premio, premiando appunto i vincitori di queste due categorie. Tra l'altro il concorso letterario ha riscosso anche quest'anno grande successo e mi auguro che prosegua su questa strada. È un concorso su scala nazionale. Non a caso la vincitrice della categoria Under 19 è una ragazza di origine indiana, di Latina, che verrà domenica a Posta della Latina per ritirare il primo premio. A proposito della biblioteca, vi ricordo poi gli eventi che avremo nelle prossime settimane. Il 13 aprile presenteremo con il giornalista di Sky Nicola Ruggero 5 libri di Bolis Edizioni dedicati all'atletica leggera. Poi ci sarà il 21 aprile la presentazione del mio libro, mi faccio pubblicità, La Vespa Teresa, che non ha a che fare con lo sport, ma è molto divertente, non perché l'ho scritto io. E poi avremo l'8 maggio, il 6 maggio, la presentazione di un libro di Ildo Serantoni, Bergamo il Giro, dedicato al Giro d'Italia a Bergamo. All'interno di questo palinsesto ci sono poi due spettacoli teatrali dedicati a Gino Bartali con l'attrice Federica Molteni, il primo il 27 aprile e il secondo il 3 giugno, quindi un pacchetto di queste 5 iniziative. Prima di chiudere darei l'ultima parola a Federico, immagino anche per dei ringraziamenti a cui teneva particolarmente. Sì, ho già ringraziato Paolo, ho già ringraziato Cesare Longhi, l'editore. Devo ringraziare Claudio Arrigoni, forse possiamo dire il massimo esperto in Italia di sport paralimpico, perché senza di lui non avrei fatto il triplo della fatica per rintracciare gli atleti, anche solo per raggiungerli, per avere dei contatti che in questo mondo sono sacrosanti. È stata una scrittura estiva, quindi anche molto difficile raggiungerli da ogni parte del mondo in mezzo ai loro impegni. Quindi grazie davvero di cuore ed è bellissimo avere degli sponsor che non mettono soldi, ma mettono impegno e generosità per aiutare qualcuno a realizzare qualcosa.
e devo dire non ho la vostra esperienza, ma nel giornalismo e nella letteratura non è affatto facile, quindi 10 volte grazie e grazie a chi leggerà il libro e sosterrà il mondo della cultura che qua dentro trasuda da ogni parete. Allora, grazie Federico. Io ricordo che come in occasione di tutti gli eventi che organizziamo qua in biblioteca, per la serata la tessera di iscrizione alla biblioteca, che è una tessera annuale, viene venduta a metà prezzo, quindi la tessera base anziché 30 euro questa sera viene appunto data a 15, così come la tessera superior anziché 50 euro a 25. Il libro, se siete interessati, lo potete acquistare al banco dell'accettazione, dove si può sottoscrivere anche la tessera. Prima di congedarci, credo che Oney comunque sia a disposizione per una fotografia collettiva, giusto Oney? Così facciamo la fotografia della serata tutti insieme. Se volete quindi venire qui, facciamo una fotografia tutti insieme. Grazie ancora di essere venuti. Ricordo che, come vi dicevo prima, abbiamo ovviamente filmato la serata, che poi sarà disponibile anche sul canale YouTube di Web Maresana TV.